Benvenute e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. In particolare questa settimana però iniziamo parlando di un tema che riguarda la Chiesa universale, perché domenica inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e Telepace si metterà al servizio di questo appuntamento proponendo ogni sera a partire da sabato il commento del Vangelo affidato ad una persona esponente delle varie confessioni cristiane che sono rappresentate sul territorio della Liguria di Levante. Venerdì 23 gennaio alle 19 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure ci sarà la celebrazione ecumenica organizzata dalle chiese cristiane rappresentate nel territorio della Liguria di Levante. Il materiale per la preghiera e per la riflessione quest'anno è stato preparato dal Dipartimento per le relazioni interconfessionali della Chiesa armena. Partiamo dal ricordare il perché di queste date che sono rispettate tutti gli anni, lo diciamo, ma non è sempre facile ricordarlo. Perché inizia il 18 di gennaio e termina il 25? Allora, l'Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani inizia con la festa della cattedra di San Pietro e si chiude con la conversione di San Paolo. E questo è dal 1908. Per tradizione l'emisfero nostro sceglie queste date. Nel sud del mondo, dove comunque in questa stagione fa caldo, eccetera, magari scelgono anche altre date durante l'anno. Però storicamente noi la facciamo in questa data. E a rotazione sono le comunità più antiche che scelgono il tema e ci lavorano sopra, proponendo la traccia che poi viene adottata da tutti. E quest'anno il tema per l'Ottavario di preghiera dell'unità dei cristiani è stato scelto dalla Chiesa Apostolica Armena. E è stata fatta questa scelta perché nel settembre del 2024 è stata riconsacrata la Cattedrale Madre. E quindi nella capitale dell'Armenia si sono riuniti i vari esponenti del Dicastero per l'unità dei cristiani, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, in modo che ci fossero veramente tutti, ed è stato individuato il brano di Efesini 4, versetti 1-13. E poi è stato stilato, appunto, dicevo, questo percorso che viene comunicato, sui quale le comunità poi locali lavorano per adattarlo a quelli che sono i bisogni del momento, del luogo. Ecco, nel territorio del Levante della Liguria, quello che corrisponde alla diocesi di Chiavari, quali saranno gli appuntamenti? Allora, l'appuntamento è venerdì 23 presso la chiesa di San Siro a Santa Margherita. E anche questa è una scelta, diciamo che non c'è mai lo stesso luogo, è itinerante proprio perché nessuno possa dire però è sempre stato troppo distante da me, io non ci posso andare, e quindi sarà in questo luogo. E normalmente nel Levante Ligure partecipano a questo appuntamento oltre alla Chiesa Cattolica, la Chiesa Evangelica Battista sia di Chiavari che di Rapallo, la Chiesa ucraina di rito bizantino e la Chiesa ortodossa rumena. E gli anni scorsi, quest'anno non ho ancora la certezza della presenza, però partecipava un rappresentante della Chiesa russa ortodossa, che non vive l'ecumenismo normalmente, non partecipa al cammino ecumenico, però a livello personale padre Marian di solito si fa vivo in qualche modo, ecco, quindi questo ci sembra una bella cosa. L'appuntamento del 23 lo avete preparato insieme come commissione? Lo abbiamo preparato come commissione cattolica, ma anche con gli evangelici e contattando anche le altre confessioni. Al centro ci sarà la lettura della parola, come sempre. Al centro ci sarà la lettura della parola, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento, e poi naturalmente il Vangelo. E il commento viene fatto dai rappresentanti delle varie confessioni. Telepace in qualche modo si mette a servizio della settimana dell'Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Che segno vuole essere questo? Ma intanto Telepace ormai da tanti anni
il commento alla parola del Signore durante l'Ottavario viene fatto da esponenti delle varie confessioni e questo secondo me è proprio bello per tutto il popolo di Dio, perché comunque riconoscere il pastore di riferimento, la persona di riferimento è una cosa veramente molto positiva. Se dovessi descrivere, per chi non lo conosce, il cammino ecumenico del nostro territorio, forse non tutti sanno che al di là dei grandi gesti che magari vediamo compiuti dai leader delle varie confessioni cristiane, c'è un cammino che va avanti anche nel silenzio, anche quando non ci sono momenti ufficiali. Ecco, se dovessi descrivere in una parola per chiudere questo cammino nella nostra diocesi, cosa diresti a chi ci ascolta? A me verrebbe da dire il dialogo della vita, perché io credo che nessuno di noi possa dire non sono in contatto, non conosco, perché se noi ci sforziamo di andare un pochino oltre la facciata, sul nostro territorio ci sono tanti evangelici, ad esempio mi vengono in mente le signore sudamericane che lavorano in Italia, tante sono evangeliche, così come tante sono ortodosse perché arrivano dai paesi dell'est. E quindi è proprio mettere in evidenza quello che lega, quello che unisce, no? Oggi venendo qua, la signora che fa compagnia la mattina a mia mamma, le ho raccontato un po' così, ci fa: ah, allora ti penso da qua. E a me sembrava bello questa cosa, il poterlo dire, no? Perché poi è questo che fa, noi non cambieremo il discorso teologico, sicuramente non è a noi che tocca, la relazione sì, perché l'amore è quello che resta ed è quello che conquista. Ora parliamo di scuola perché siamo ufficialmente nel tempo delle iscrizioni, si è aperta questa finestra temporale in questo tempo molto importante in cui le famiglie sono chiamate a scegliere le scuole per i loro figli. Oggi vi parliamo di due realtà presenti sul territorio della nostra diocesi e parliamo del Nido San Girolamo di Rapallo, dove c'è stata la giornata di Open Day con l'inaugurazione di un'aula montessoriana, capiremo tra poco più nel dettaglio di che cosa si tratta, e poi andremo a Sestri Levante ed in particolare vi porteremo nell'asilo paritario Don Giovanni Stagnaro, dove l'Open Day invece si celebra sabato 17 gennaio a partire dalle 9 del mattino e fino alle 13. L'Istituto Nido San Girolamo di Rapallo offre un servizio educativo ai più piccoli attraverso l'attività del nido e della scuola dell'infanzia. Qui in Istituto Nido San Girolamo abbiamo nido d'infanzia per i bambini fino ai 36 mesi. Quest'anno in particolare abbiamo accolto anche bambini molto piccoli fin dai 7 mesi d'età. E abbiamo poi la scuola dell'infanzia per i bambini dai 3 ai 5 anni. Grazie agli ampi spazi di cui dispone l'Istituto è possibile proporre attività mirate a seconda della fascia d'età, a partire dal nido. Noi ci troviamo adesso in un'aula immersiva che abbiamo fatto nuova quest'anno, che è divisa in angoli. Abbiamo un laboratorio immersivo in cui ci sono tutti gli oggetti naturali che abbiamo messo nelle scatole delle pizze per poter farli toccare dai bambini, anche dai più piccolini, così che gattonano, che possono toccare tutto in base a quello che facciamo durante l'anno. Abbiamo fatto autunno, Natale, adesso stiamo facendo l'inverno con materiali naturali, pacchi regalo, palline di Natale, qualsiasi cosa che poi abbiamo fatto durante l'anno. Abbiamo un angolo per la pittura verticale e i più grandini la fanno da in piedi con pennelli, spugne, mano, qualsiasi cosa. I più piccolini sempre da per terra, in modo tale che possano esplorare con la pittura e fare tutto quello che vogliono. Poi abbiamo un angolo di gioco euristico, che sono tutti quei materiali naturali, non giocattolo, che loro possono usare e utilizzare come vogliono, aprendo la fantasia, la curiosità. Sono tutti materiali naturali, scatole, rotoli della carta igienica, dello Scotex
di tutte le misure, che loro possono fare torri, possono fare tutto quello che vogliono, e poi abbiamo un angolo dei travasi che cambiamo con sabbia, farina della polenta, così che anche loro possano esplorare, manipolare, qualsiasi cosa. Quindi abbiamo pensato quest'aula apposta per lasciarli liberi in modo tale che possano esplorare, curiosità, manipolare, conoscere e lasciarli più liberi possibili. E l'abbiamo suddivisa dalla classe normale, soprattutto per la classe dei più grandi, degli orsetti, perché loro capiscano che quando vengono qua sono liberi di esplorare, magari quando siamo nell'aula facciamo qualcosa di più didattico e qualcosa di più di lavoretto più costruito. Qual è l'obiettivo un po' che vi prefiggete anche attraverso questa esplorazione? Che attitudini sviluppare nel bambino? Allora, sicuramente per i più piccolini la manipolazione, conoscere materiali diversi, sentire suoni diversi di materiali diversi, aprire la curiosità, aprire qualsiasi cosa che loro possono fare anche con un semplice rotolo della carta igienica, ed è bello per noi educatrici guardare anche loro che costruiscono delle cose pazzesche con un semplice rotolo della carta igienica, con un semplice Scottex, è veramente pazzesco. E vederli qua che sanno quello che hanno a disposizione, vederli girare tranquilli, toccare, annusare, ascoltare, e è quello che ci prefiggiamo, lasciarli liberi e farli esplorare. Per poi arrivare alla scuola dell'infanzia, che da oggi può contare sulla nuova aula Montessori. Abbiamo centrato tutto sul bambino, quindi tutto l'ambiente a misura di bambino, dove cerchiamo di renderlo quanto più possibile autonomo tramite delle attività di vita pratica, dove sarebbe apparecchiare, sparecchiare, piegare, spazzare, delle attività mirate dove l'errore non è considerato un fallimento, ma anzi una crescita proprio sullo sviluppo dell'apprendimento e sulla conoscenza, sulle nuove conoscenze. Avete usato uno slogan, aiutami a fare da solo. Aiutami a fare da solo è una frase appunto di Maria Montessori, dove l'educatore aiuta il bambino, non lo dirige, ma lo aiuta, lo guida, lo osserva, lo aiuta nel suo cammino, senza interromperlo. Lei ha fatto un percorso particolare per poter in qualche modo applicare questo metodo. Io sono specializzata nella metodologia montessoriana e ho fatto un corso tramite l'Opera Nazionale Montessori e stiamo attivando questo progetto perché crediamo fortemente che sia una cosa essenziale al giorno d'oggi per i bambini. Quali saranno i bambini che potranno frequentare quest'aula? Allora, per adesso abbiamo dedicato uno spazio ai bambini dai 3 ai 5 anni, quindi che riguarda la scuola dell'infanzia, ma pian pianino magari riusciremo anche con le altre colleghe di attivare. Sono delle attività che già vengono svolte all'interno della scuola e abbiamo voluto dedicare proprio questo spazio in modo da avere un ambiente dove il bambino può muoversi da solo, può muoversi liberamente, avere una libera scelta del materiale che può utilizzare. Qual è l'importanza di sviluppare fin da piccoli queste attitudini all'autonomia? I bimbi fin da piccini hanno delle competenze che sono già ben riconoscibili e quindi offrire degli spazi, dei tempi e delle occasioni di crescita diventa veramente importante. Entra a pieno titolo nell'offerta formativa del nostro istituto. La scuola dell'infanzia, dicevamo, è rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni, abbiamo un orario prolungato perché l'istituto è aperto dalle 7:30 alle 18, quindi le famiglie hanno possibilità di usufruire anche di orari lunghi, insomma chi ha esigenza di lavoro gode di questi orari. Abbiamo sezioni di età omogenea, quindi divise per fascia d'età, i 3, i 4, i 5 anni, e ogni maestra è aiutata poi da altri insegnanti che si occupano dell'educazione motoria, musica, abbiamo la suora per la religione cattolica e il percorso di educazione motoria, quindi ci sono varie attività, ecco, per i bambini dei 3-5 anni. Per iscriversi, oggi è anche l'occasione per fare l'Open Day, le famiglie possono già in qualche modo scegliere la scuola in cui mandare i loro figli. Che cosa devono fare?
Certamente, allora a noi fa sempre piacere conoscere le famiglie, per cui possono tranquillamente prendere un appuntamento, venire in visita. Oggi è la giornata dedicata, ma c'è modo di vedersi anche prossimamente. I tempi per le iscrizioni in particolare sono dal 13 di gennaio al 14 di febbraio, però siamo sempre disponibili, ecco, quindi ci siamo. Tranquillamente possono telefonare, prendere un appuntamento e venire in visita. È un valore davvero aggiunto, un valore importante. La scuola del Nido San Girolamo è sempre stata una realtà propositiva, positiva ed educativa per la nostra città. Oggi inauguriamo quest'aula montessoriana dove davvero il bambino farà le esperienze come voleva Maria Montessori. Infatti c'è scritta anche la frase: aiutami a fare esperienza, aiutami a fare da solo. E l'aula è strutturata benissimo con il materiale opportuno affinché ti possa mettere davvero in campo tutto ciò che la Montessori sosteneva nel suo metodo di insegnamento, quindi il bambino che è libero di agire, di fare esperienza in un ambiente strutturato, seguito tra virgolette a distanza dall'adulto, quindi guidato, però che impari davvero a diventare capace senza rischi e senza difficoltà, ma provando e sperimentando. C'è proprio un rapporto a tu per tu, lo percepivamo anche in quello che dicevano le insegnanti. C'è un rapporto a tu per tu nelle aule montessoriane, perché Maria Montessori sosteneva che il bambino impara se fa esperienza, quindi se è proprio lui in prima persona a toccare il materiale, a gestire l'ambiente in cui si trova e anche a strutturarlo. E qui ci sono tutte le diverse situazioni, quindi come allacciarsi le scarpe, come aprire una cerniera, come apparecchiare la tavola, come utilizzare gli oggetti. Sarà una bella esperienza per i bambini che la faranno. Nuovo anno, nuovo inizio alla scuola dell'infanzia paritaria Don Giovanni Stagnaro di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Torna l'Open Day di presentazione dell'istituto sabato 17 gennaio. Qui le famiglie sono invitate e accolte dalle insegnanti per conoscere i progetti educativi per nido, sezione primavera e scuola dell'infanzia e visitare gli spazi che offre la struttura. Questo nostro asilo che ha una particolarità importante, cioè accoglie da 0 a 6 anni, quindi garantendo una continuità educativa che è sempre un valore importante. E poi, come dire, conoscendo anche un po' lo spirito, è un asilo parrocchiale, è un asilo che ha una dimensione di famiglia che si sente molto. Da settembre, per l'anno scolastico 2026-2027, un'importante novità anche nella sezione primavera, oltre che nell'infanzia dove già è in corso, si comincerà un approccio verso la lingua inglese con un insegnante madrelingua che coinvolgerà i bambini con canzoni e giochi una volta a settimana. Un'opportunità che si aggiunge ad un'offerta didattica ricca e stimolante, desiderata, voluta e concretamente realizzata anche e soprattutto grazie alla dedizione dell'ex direttrice Sabrina Ciglio, volata in cielo poco dopo Natale. Ed era un po' l'anima insieme con tutto lo staff del nostro asilo, per la passione che ci metteva, per la solarità con cui ogni mattina appunto accoglieva i bambini, i genitori. Per saperne di più, conoscere lo staff e visitare gli ambienti, l'appuntamento è sabato dalle 9 alle 13 in via Monsignor Vattuone, numero 84. Vi aspettiamo, venite numerosi. Ora andiamo a Lavagna, dove ha fatto tappa la campagna Tende di AVSI. Grazie all'iniziativa di un gruppo di sostenitori di AVSI presenti appunto a Lavagna, ma non solo, un po' in tutto il territorio della nostra diocesi, che ha messo insieme diverse realtà del nostro territorio per poter realizzare un pomeriggio di musica e di parole a sostegno delle attività che AVSI ha in questo momento in essere, in particolare in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
Voci che si uniscono per percorrere insieme l'unica via della pace. Nella chiesa di Santo Stefano a Lavagna ha fatto tappa la campagna Tende di Avsi, la pace è una via umile, percorriamola insieme, accolta dai cori della scuola musicale Pucciarelli e dal coro Quod Libet che insieme al gruppo strumentale Crome in Libertà hanno proposto un concerto vocale strumentale. Nell'occasione sono state raccolte offerte per sostenere i progetti educativi e umanitari dell'Associazione Volontari Servizio Internazionale portati avanti in Cisgiordania e nella striscia di Gaza in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, un aiuto alle popolazioni in difficoltà che la realtà nata oltre 50 anni fa all'interno del movimento di comunione e liberazione porta avanti in diverse parti del mondo. A Lavagna è stato presentato anche il progetto Simba Village che si trova in Kenya. Sono stata in Kenya nel marzo del 2025 e ho visitato numerose delle opere sostenute o fondate direttamente da AVSI. Ecco perché sono con piacere oggi qui a Lavagna a testimoniare il metodo di AVSI di costruzione di vie della pace, che è lo slogan delle tende, queste iniziative di raccolta fondi capillarmente basate su un volontariato diffuso in tutta Italia, ora anche all'estero, ed è un metodo che tiene conto dell'ascolto, della prossimità, della presenza sul territorio, l'unico modo per costruire la pace dal basso. E questi pezzi di via della pace li ho visti in Kenya in tante delle iniziative e delle opere che abbiamo visitato. Oggi racconto agli amici di Lavagna del Simba Village, che è un centro di raccolta di bambini abusati, abbandonati, rifiutati dai genitori. Siamo a 100 chilometri circa da Nairobi, nella savana, e qui ho potuto constatare come questi bambini vengono letteralmente salvati attraverso un'accoglienza che è fatta non solo di risposta ai bisogni primari, pasti, acqua potabile, un bel letto dove dormire, ma soprattutto la riscoperta del bene prezioso che essi sono, la riscoperta del bene di ogni bambino, della importanza e del valore di ognuno di noi. Come nasce questa sua esperienza personale, che cosa l'ha spinta? Io ho conosciuto AVSI tantissimi anni fa, casualmente incontrandola al meeting di Rimini per l'amicizia dei popoli, e mi aveva da subito affascinato questo metodo di ascolto, di sostegno alla persona in ogni aspetto della vita, e quindi è quello che ho visto anche realizzato in Kenya. Ed è per questo che mi gioco per la raccolta fondi delle iniziative che quest'anno sono destinate a diversi paesi. Sono il Libano, la Siria, la Giordania, l'Italia e la Palestina. Oggi in particolare raccogliamo i fondi a sostegno delle opere che AVSI ha in Palestina, sia nella striscia di Gaza che in Cisgiordania. Un momento, quello realizzato a Lavagna, che ha visto in campo tutte le parrocchie cittadine e alcune delle realtà musicali più attive del territorio. In questo caso la musica si è fatta strumento di costruzione di vie della pace, guardando alla sofferenza che si sta vivendo in Terra Santa. Non un concetto astratto, ma concreto, che è diventato esperienza grazie anche ai diversi incontri vissuti in questi mesi. Noi abbiamo partecipato con tutti i cori che formano un po', la galassia del mondo Scuola Pucciarelli, quindi erano presenti gli adulti, i ragazzi del coro giovanile, i bimbi del piccolo coro Anna e Aldo Faldi, e hanno esordito in questo anno accademico i piccolissimi del microcoro, cioè il coro dedicato ai bimbi della scuola dell'infanzia. Abbiamo portato 2 programmi, un primo tempo con canti di Natale, perché oggi comunque era ancora tempo di Natale, e una seconda parte di programma pensata per trasmettere un messaggio di pace, un messaggio di unità, con canti da varie parti del mondo che raccontassero un po' la gratitudine e il desiderio di pace. Ecco, questo messaggio come è stato accolto dai bambini partecipanti, dai ragazzi e dagli adulti?
Ma allora devo dire che in generale le proposte musicali che noi facciamo ai nostri coristi sono sempre accolte con grande curiosità e grande entusiasmo. È ovvio che laddove al valore culturale della musica si aggiunge un messaggio che nel testo trasmette valori condivisi, valori anche vissuti, perché ad esempio il canto palestinese che abbiamo eseguito è stato imparato col coro Amouage che arrivava proprio dalla Palestina, quindi vissuti davvero in carne ed ossa, ecco che allora come dire, parole e musica dialogano anche nel cuore dei nostri coristi. Per la prima volta, ma da qualche anno a questa parte, questa occasione è stata condotta da due compagini diciamo locali proprio di Lavagna, una è il coro Pucciarelli e questo che è un coro il coro che ho diretto io, il coro Quod Libet, che da pochi anni che diciamo sta un po' studiando qualcosa e niente, quindi abbiamo fatto abbiamo portato quello che avevamo in repertorio così in questo momento, cercando appunto di comunicare qualche cosa, no, delle storie, dei canti, delle esperienze alle persone, con questo fine diciamo di collaborazione con l'associazione, ma soprattutto proprio per vivere insieme un momento. Ecco, qual è stato appunto il valore di questo concerto con questo scopo? Il valore è che la musica, diciamo, che è un linguaggio che è universale, che come dire, unisce, non può che unire, perché è un linguaggio che in tutto il mondo viene capito anche senza tanti discorsi e quindi è un mezzo efficace per la collaborazione, per l'unità, quindi è importante che manifestazioni di questo genere abbiano sempre una base musicale, in questo caso poi anche corale, per cui le parole unite alla musica sono un connubio eccezionale, per quel che vedo io, diciamo. AVSI è una sigla che sta per Associazione Volontari Servizio Internazionale, che si è sempre occupata in questi ultimi 50 anni perché è stata fondata nel 1972, quindi più di 50 anni, e si è sempre occupata dei popoli in disagio per cause varie, per cause belliche, per carestie, per qualunque causa che potesse portare questi popoli in disagio. È un'associazione che ha un metodo particolare di intervento, che è quello che mi ha sempre molto colpito, cioè si occupa della persona, prima di tutto dal punto di vista umanitario, quindi beni essenziali per la persona, e poi rende protagonista del suo sviluppo la persona, quindi è un approccio molto diretto, molto educativo, è un metodo educativo e quindi rende anche, diciamo, nello sviluppo la sua comunità, ovviamente. Quali sono i paesi, ecco, in cui opera AVSI? AVSI ha ormai in questi ultimi 50 anni parecchie sedi in tutto il mondo, sono 42 sedi, va, diciamo, dall'Africa al paesi addirittura Russia e zone orientali. Quindi, e anche in Italia, perché anche in Italia ha una sede essenzialmente a Milano, dove le famiglie per l'accoglienza accolgono i ragazzi immigrati che arrivano da soli, senza genitori, magari dai barconi, e quindi fa un'opera di accoglienza anche dal punto di vista integrativo. L'evento di oggi chi e che cosa va a sostenere? Allora va a sostenere essenzialmente la Palestina, cioè proprio i problemi della popolazione della striscia di Gaza e la Cisgiordania. Noi sappiamo da tutte le notizie che ci arrivano la situazione nella quale si trovano questi popoli e cerchiamo attraverso il Patriarcato Latino di Gerusalemme, quindi il Cardinale Pizzaballa, di portare questi aiuti essenzialmente attraverso i fondi che raccogliamo con questo evento di oggi.
Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.